Cari amici, benvenuti nuovamente a una nuova giornata in compagnia della cucina di Mirko Della Vecchia, della mia cucina, qui sulle frequenze di Radio Conegliano e ovviamente anche sulle frequenze di Veneto Globe, diciamo dove ci vediamo a quattro occhi. Oggi abbiamo una ricetta che arriva dall'Oriente, una ricetta che piace a molti, agli amanti della buona cucina, della cucina salutare, anche della cucina un po' diciamo così particolare, orientale, e oggi facciamo il sushi. Con noi Arianna Barbini, la nostra chef, d'eccezione. Ciao Arianna, ben arrivata. Allora, ti cedo subito la parola perché qui tutti mi dicono che parlo sempre troppo io. Cosa ci racconta oggi di questo? Intanto com'è stata la sua settimana? Dai, abbastanza, sì, impegnativa. Impegnativa. Allora, oggi ci porta il sushi. Come mai questa scelta, diciamo, un po' orientale? Perché ho provato a farlo a casa, ho detto perché non portarlo anche lì. Ovviamente io non ho utilizzato l'alga, niente, proprio quelli semplici, perché non amo l'alga appunto, però ho fatto la cottura del riso, quella originale, come fanno per poter fare le quenelle, si chiamano, no? Sì. Quindi per poter fare quella forma diciamo, tipica, un po' ovale, diciamo, esatto. della cosa. Bene, allora ci illustri un po' la ricetta. Allora, ne faremo in quanti tipi intanto? Lo facciamo uno con il salmone, io l'ho preso affumicato perché lo preferisco, quindi con il salmone affumicato. Poi con il tonno invece ho preso quello fresco. Caspita, guarda che bel tarancio di tonno. Sì. Quindi le do un piatto così lo può Grazie. mettere qui sul nostro piatto. Con il tonno fresco. Sa cosa mi piace del tonno? Del tonno mi piace che ha questo riflesso molto bellissimo, veramente. Allora, salmone, tonno e poi uno lo facciamo, diciamo, italianizzato, quindi utilizzando un po' di verdura, un radicchio tardivo. Quindi questi qua sono i nostri tre ingredienti, quindi radicchio, salmone e tonno. Benissimo. Da dove partiamo? Per la cottura del riso. Allora, la cottura del riso, io per motivi di tempo l'ho già dovuta fare, comunque vi spiego. Allora, per all'incirca 400 grammi di riso, allora il riso che è migliore per fare il sushi appunto è il riso quello proprio orientale che trovate nei negozi, diciamo, che hanno dei prodotti multietnici, che ha anche un po' la scritta orientale nel packaging, no? Che ci aiuta anche da questo punto di vista. Oppure si può utilizzare il riso quello a chicco piccolo, tipo Roma, quello con il chicco piccolino, si può usare anche quello. Questo che lei ha è quello orientale? Questo qui è quello lì. E la cosa importante è la cottura. Allora, la cottura per Spieghiamo bene questo passaggio, noi non lo stiamo facendo oggi. No, non lo facciamo per motivi di tempo. In diretta, sì, però questo era un po' lunghetto. Lo sapete che noi facciamo tutto in diretta, però in questo caso per fare bene la ricetta l'abbiamo preparato prima. Sì, allora si utilizza, do le dosi per all'incirca 400 grammi di riso. Su 400 grammi di riso non si pesa l'acqua, ma si mette in una pentola, in una casseruola, e l'acqua deve arrivare due dita sopra al riso stesso. Quindi la quantità diciamo che è un po'... E si cuoce finché finita l'acqua? Esatto. Noi non andiamo a mettere il riso nell'acqua, ma andiamo a mettere il riso, l'acqua, poi lo facciamo sobbollire a fuoco alto per 7-8 minuti e poi dopo invece abbassiamo il fuoco e facciamo finire il tempo di cottura del riso. Quando l'acqua è tutta asciugata, nell'acqua mettiamo all'incirca 2 cucchiai rasi di sale e basta. Quando poi lo tiriamo fuori, quando il riso ha riposato nella casseruola per almeno 10 minuti, lo mettiamo da parte e sempre nella stessa casseruola andiamo ad aggiungere dai 4 ai 6 dicono cucchiai di aceto di riso e 50 grammi di zucchero. Andiamo a lavorare bene il riso e poi dobbiamo lasciarlo riposare per il più possibile, diciamo, in modo che il riso assorba il sapore sia dell'aceto e la dolcezza dello zucchero. Quindi questo ha tutte queste cose qui, quindi questo lo ricordiamo un po' velocemente. Mettiamo a cuocere il riso con 2 dita di acqua sopra il livello di acqua appunto, facciamo cuocere i primi minuti a fuoco alto, poi spegniamo e andiamo avanti finché si è assorbito. Aggiungiamo un po' di aceto e un po' di sale, un po' di zucchero, pardon, mi sono dimenticata un passaggio, scusatemi.
Un'altra cosa molto Però importante... il riso per i sushi, scusi se la fermo, Sì. il riso per i sushi non deve avere molto amido. Perché Esatto, quello che mi vedo sono io, dimenticata. ecco, perché vedo un riso Esatto, bello, diciamo asciutto. Sì, ecco, è asciutto, diciamo, no? Quindi perché non- prima di metterlo a bollire, quel che è, lo dobbiamo lavare bene sotto l'acqua corrente e lasciarlo nella bacinella. Benissimo. Lasciarlo 10 minuti e finché l'acqua non diventa trasparente andiamo a ripetere il procedimento, fino a che il riso ha perso praticamente la maggior parte di laviamo amido. l'amido. Sì, lo laviamo Benissimo. proprio e poi dopo andiamo Allora, a fare la lavorazione. Iniziamo intanto a preparare sì. le nostre gnocchi. Allora, prendiamo un piatto dove lo mettiamo. Io vi racconto un po' della storia dei sushi. Sapete benissimo che è un piatto, appunto l'ho detto anche prima, che arriva dall'Oriente e ce ne sono addirittura, io leggo qui perché mi sono documentato, diciamo sono notizie che trovate anche voi su Wikipedia, 258 tipi di sushi diverso. I nomi sono quasi improponibili per un veneto come me: futumari, hosomaki, temaki, uramaki, oshimaki, nigizuki, ihari e domani. Beh, insomma, dai, insomma, sono nomi un po' pittoreschi da, insomma, sicuramente non all'italiana, ecco, no? Però tutti questi diciamo, questi tipi diversi di sushi hanno come fil rouge il fatto che utilizzano ingredienti super freschissimi, veramente utilizzano ingredienti molto freschi e molti di questi sono appunto a base di pesce crudo, quindi è proprio la caratteristica del sushi è proprio questa, che viene utilizzato il pesce crudo. Il pesce crudo che da noi, diciamo, in Italia non è spesso e volentieri molto utilizzato, un po' per motivi anche di conservazione o quant'altro, ma sapete benissimo che la cucina giapponese dal punto di vista appunto proprio qualitativo è uno scalino avanti a tutti, quindi insomma se siete sicuri di avere un pesce di ottima qualità non avete sicuramente problemi ad utilizzarlo anche fresco. Adesso io chiamo con noi il nostro, mentre Arianna ci fa le quenelle, chiamo con noi il nostro responsabile dei social network, che insomma chiederei un applauso, ma non abbiamo il pubblico oggi in studio, Andrea Andrighetti. Andrea, ciao, ben arrivato. Ciao Arianna, ciao. Raccontaci qualcosa sui social, intanto io faccio anch'io un paio di Devo quenelle. dire che da quando è partito anche su Twitter il chiocciola MGCM Television, c'è gente che inizia a seguire, addirittura ogni giorno pip, sempre il solito, insomma, si appassiona e devo dire che c'è un'idea, e magari in tanti magari mi hanno chiesto se possono dare l'idea per le ricette, noi le realizziamo, una sorta di terra dei sogni, chiamiamo così. Realizzare le sicuramente l'idea che appunto le persone da casa ci possano mandare ci possano mandare uno spunto, anche non dico una richiesta, perché poi sapete benissimo che in uno studio televisivo non è possibile fare tutto quello che magari si può fare in casa, però ecco, se aveste appunto qualche idea, qualche spunto, noi volentieri, insomma, nei limiti del possibile, stiamo anche tra l'altro iniziando delle collaborazioni con dei ristoratori locali che appunto ci danno anche loro dei consigli, insomma degli chef che ci danno anche ancora un quid in più rispetto a quello che io, Arianna, insomma, possiamo darvi. Anche dei prodotti. Poi la cosa bella appunto dello chef è che è un po' come un sarto, no? Ogni chef ha la sua, cioè un vestito è un vestito, tutti lo fanno alla stessa maniera. Anche creatività, insomma. Esatto, nella cucina è anche lì ogni cuoco ha il suo modo, una pasta alla norma piuttosto che ne so, una cacio e pepe, non tutti la fanno uguale, così come il cappuccino per i baristi e quant'altro, quindi ogni chef ha una sua interpretazione, una sua particolarità. Andrea, qual è, ti chiedo ancora, mentre Arianna finisce la nostra ricetta, ti chiedo ancora un paio di cose sui nostri social network. Qual è la cosa che chiedono di più? Cioè, qual è la domanda che fanno più frequentemente, insomma, i nostri ascoltatori, insomma, ecco.
Beh, chiedono anche di poter magari partecipare, ecco, venire magari ad assisterti di persona, ecco, insomma. Allora, voi sapete quelle- che i nostri studi sono qui in via Monticano a Conegliano, appunto perché così come l'abbiamo detto alcune volte, appunto, quindi se volete partecipare, diamo anche questa news, oltre a poterlo scrivere al nostro hashtag MGCM, potete mandare anche una mail attraverso il sito Veneto Globe o attraverso il sito di Radio Conegliano. Quindi andate sul sito, intanto ascoltate della buona musica e vedete dei video interessanti appunto in quello di Veneto Globe e da lì andate alla pagina dei contatti e ci potete scrivere, magari chiedete vorrei essere ospite alla trasmissione e noi volentieri, insomma, quando venite però mi raccomando venite armati anche portateci qualche le cornie, perché qui la nostra redazione, infatti ho sentito alcuni giovani agricoltori che vogliono magari raccontare, perché a noi piace fare le cose con i prodotti, insomma, quindi se viene qualcuno che ha una cantina ci piace che ci porti il suo vino, così ci fa conoscere il vino, giusto. E possiamo anche diciamo così conoscere un prodotto in più e fare anche una cosa diversa che anche a noi crea stimolo, perché anche noi qui che lavoriamo nella nostra cucina abbiamo sempre bisogno di stimoli dall'esterno, ecco, mettiamola così. Allora Arianna, grazie Andrea intanto. Ricordiamo l'hashtag MGCM, quello non lo dimentichiamo mai, è proprio scritto qui in grande qui davanti al nostro... Poi su Twitter @MGCM Television, che potete seguirci anche lì. Benissimo, quindi siamo social, dai, siamo abbastanza social. Arianna, lei è social intanto? Le faccio sì, abbastanza. È abbastanza. Tutti siamo abbastanza social, però nessuno ha il coraggio di dire siamo molto social, perché purtroppo i social sono un po' difficili da gestire. Allora, abbiamo fatto le nostre quenelle, sì. Esatto, bene. Ora vado a mettere la mia fettina di tonno. Devo dire che mi sembrano, adesso io diciamo le porto qui sopra la nostra telecamera, anzi colgo l'occasione anche per ringraziare il nostro regista Fortunato e Gianfranco che ci aiutano qui da dietro le telecamere, perché fanno sempre un grande lavoro per permetterci di fare queste dirette radio e TV, che quindi non è neanche così semplice. Devo dire che vedo questo sushi un po' italiano, cioè quindi con delle forme, ecco, quindi mi sembra un sushi, diciamo così, che strizza l'occhio a quello che è la cultura giapponese nella leggerezza appunto del pesce, ma allo stesso tempo nelle forme e anche nel taglio che ha dato questo salmone mi sembra casereccio, ecco, se vogliamo metterlo in questo termine. Poi se volete potete appunto accompagnarlo con della salsa di soia come preferite. Noi diciamo lo lasciamo così al naturale, poi ognuno decide. Tra l'altro il profumo del tonno e anche soprattutto credo del salmone mi sta inebriando, quindi davvero complimenti per questa ricetta. Vi ricordo per l'ultima volta oggi di seguirci sulle frequenze di Radio Conegliano, vi mando un saluto anche a tutti quelli che ci seguono su Veneto Globe, andate sul nostro sito venetoglobe.com per rivedere le ricette, perché queste ricette dette così sembrano difficili, ma poi quando vi mettete lì nella vostra cucina con il nostro video a fianco da farvi il tutorial, come si dice al giorno d'oggi, vedete che è più semplice di quello che pensate. Vi ringrazio, un saluto e alla prossima sempre qui nella mia cucina, la cucina di Mirko Della Vecchia. Alla prossima, ciao! Ciao!